Ieri i sindacati hanno incontrato la vecchia proprietà, la prossima settimana ci sarà un incontro con la LIR, la società finanziaria della famiglia Polegato, per parlare della situazione di Adora. Ecco, Antonio Confortini, segretario provinciale della UIL Treviso, c'è un po' di confusione sui numeri, vogliamo fare chiarezza, quanti saranno i dipendenti salvati? In questo momento, visto che i giornali dicono di più e di più ancora, bisogna dare delle risposte precise, delle informazioni reali, perché altrimenti la confusione diventa sempre un po' più grande. I dipendenti certi che ritorneranno a lavorare sono 70, più altri 30 nei prossime settimane, che fa 100. Ci sono poi dei negozi, quelli sparsi in Italia, che hanno 70 dipendenti anche questi, ne verranno assunti da 30 e 40. Tutti gli altri lavoratori dovrebbero andare in cassa integrazione speciale. Raccontano che sia arrivato a Cairano a bordo della sua Lincoln nera per una prima visita alla sua nuova azienda, che diventa la sorella di Geox. Qualche lavoratore l'ha visto, qualche altro non ne vuole sapere. È Mario Moretti Polegato, da 2 giorni nuovo proprietario di Diadora. Il suo intervento di oltre 40 milioni di euro garantirà la continuità, scongiurando il fallimento dell'azienda, ma il personale si trova col morale a terra. Su 263 lavoratori dello stabilimento di Cairano San Marco, per ora solo 70 rimangono. Per tutti gli altri c'è la cassa integrazione. Ieri la UIL ha incontrato i vecchi proprietari, che ora intraprenderanno la strada del concordato preventivo per ripagare in parte i creditori. Mercoledì è attesa invece la LIR. I sindacati si presenteranno con 3 richieste: alzare il numero dei 100 lavoratori superstiti, lavorare assieme per trovare una copertura per i dipendenti rimasti a piedi e soprattutto conoscere il tanto atteso piano industriale di rilancio della storica azienda trevigiana. La cosa più importante è capire cosa vuol dire piano industriale, dove interviene, come interviene, su che produzione che interviene, su che tipologia di mercato si porranno, ma in particolar modo quello che noi vorremmo capire è che questa sia un'operazione seria per un'azienda così importante, che era leader nel mondo, la Diadora, per quanto riguarda la scarpa sportiva.